Núgoro. Sorde Líberu sun protestante po sa serrada de Sospis. Sos independentistas sun pedinde a su presidente de sa regione e a s'assessore a sa sanidade de intervenne direttu. Sardies olasser venies ire ian serrar su repartu hospis de su zonchello in Núgoro. A pustio de sa lamentellas de su sindicu de Núgoro, Andrea Surdiu, ontra sorde sa regione, s'atrumerie e parizas personas de su movimentu indipendentista Líberu si sun postos innanti de sos cancellos de ispidale zonchello po pesare una protesta ontre questa decisione de serrare un repartu meda dilicu e importante po sos malavios e po sos parentes e los assistin in su momento de bisonzu. Sorde Líberu sun pedinte a su presidente de sa regione, Cristian Solinas, e a s'assessore a sa sanidade, Mario Nieddu, de intervenne anteprima por risolvere questa situazione e tornano a per diretto Sospis. Sos independentistas que sun annos denunciando as serradas de sos repartos in sos ospitales nugoresos e de sos pagos, dottores e triballadores sanitarios e bisogno in servizio. Nos han usato una resonada in Pierfranco de Vias, su rappresentante de su movimento Líberu, e nos annau. Come Líberu abbiamo organizzato questa protesta ieri a Porta di Denda innanzi de sul Zonchello, però denunziare a tutto canto, a tutta la popolazione, il problema della serrata de Sospis. Secondo noi è una cosa che è grave, da che serrando questo reparto, sono lasciando tutte le famiglie e tutti i malati che hanno bisogno di essere accuditi in questo momento, sono momenti più difficili della sua vita. E sono lasciati a sola, e tutto questo deriva dalla mancanza di personale, essendo che questa regione sta evitando di cercare altro personale sanitario e dunque questo aggiunge altri problemi della sanità, ma sicuramente della sanità delle zone interne della Sardegna, che poi a bello si sta formando una specie di situazione di polos esternos, dove tutta la Sardegna centrale lascia da Goia a sola, che sono serrando il reparto, a bello che non sta barrando più nulla. Questa altra cosa in più è questa cosa, come ti abbiamo detto, dei Sospis, che è una cosa gravissima, che li fa mancare finta sa dignità innanzi della sofferenza a famiglie e malati. Noi spediamo che le autorità sanitarie e finta dunque l'assessore a sanità Mario Nieddu intervengano a salestra proprio per cercare di mandare diretto personale a questo reparto e lo tornare a perdere, ma è cosa che è fatta diretto che cada dia che cola bisogna famiglie in difficoltà e malati che dall'umano non hanno avuto da essere strutture.